barlume di luce. È la fine di un lungo tunnel? Forse sì. Il fondo indennizzo risparmiatori è sul tavolo del Consiglio dei Ministri, che si è riunito oggi poco dopo le 6 di sera. La guerra politica tra Lega e Movimento 5 Stelle scuote il governo, dove il tanto atteso fondo non dovrebbe finire in pancia al decreto crescita, ma potrebbe essere discusso a parte con un decreto ad hoc da convertire in legge entro 60 giorni. Che sia la volta buona a seguito di tutti gli impegni, di tutta la politica, di tutto il governo, di tutti i ministri. Ecco, noi come tanti risparmiatori attendiamo la buona notizia e ci auguriamo finalmente sia la volta buona. Tutte le forze politiche hanno assicurato massimo sostegno perché il fondo di indennizzo venga attuato il prima possibile. La via sarebbe quella del doppio binario proposta l'8 aprile dal Premier Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria. Una soluzione promossa quasi all'unanimità dalle associazioni dei risparmiatori. Dunque il decreto atteso entro la mezzanotte di oggi dovrebbe dare il via libera ai risarcimenti diretti senza arbitrato per chiunque abbia un reddito inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro, una condizione che riguarderebbe il 90% dei risparmiatori. Il restante 10% sarà rimborsato con un arbitrato semplificato attribuito a una commissione di 9 esperti istituita dal Ministero dell'Economia e della Finanza. Arbitrato che comunque è necessario per distinguere chi è stato truffato e chi no, e le vittime del crack delle banche popolari non hanno problemi a sottoporsi a eventuali controlli perché assicurano possono dimostrare il danno subito. Avete paura dei controlli? Così questa sera dovrebbe vincere la posizione del Premier Giuseppe Conte, che con la Lega punta a chiudere il prima possibile per una soluzione ampiamente condivisa dalla stragrande maggioranza delle associazioni. Non da tutte, come avrebbe voluto Luigi Di Maio, ma bloccare il provvedimento perché una minoranza non concorda sarebbe ingiusto verso tutti gli altri, anche perché le associazioni possono tutt'al più avere un ruolo consultivo. Le scelte però spettano al governo, che se ne deve assumere tutta la responsabilità, senza alibi.